Aperta un'inchiesta dalla Procura di Palermo sulla morte di Valeria Lembo, 34enne, avvenuta ieri pomeriggio all'ospedale Cervello, dopo quasi 20 giorni di agonia. Il sospetto è che la donna, aggredita da un tumore alla gola al secondo stadio e mamma di un bimbo di 7 mesi, sia stata uccisa da una dose letale di un farmaco chemioterapico fino a 10 volte superiore ai livelli standard. La donna, dopo la nascita del figlioletto, si era sottoposta alle cure della divisione oncologica di un altro nosocomio palermitano, il Policlinico, dove il 7 dicembre era stata somministrata la terapia che si ritiene sia stata letale. Rientrata a casa, la donna aveva accusato un malore, era seguito il ricovero al Policlinico e dopo l'aggravamento delle sue condizioni era stato deciso il trasferimento alla rianimazione del Cervello, dove ieri è morta. Immediata la denuncia da parte del marito, nella quale si parla di sovradosaggio come causa del decesso. L'assessore regionale alla salute Massimo Russo ha chiesto al direttore generale del Policlinico Mario La Rocca una dettagliata relazione sulla vicenda. Anche l'ospedale ha avviato un'indagine interna. Sono molto vicino ai familiari della signora Lembo, ha detto Russo, ed esprimo il mio profondo dolore per quanto avvenuto. Ho chiesto che vengano approfonditi con il massimo rigore tutti gli aspetti legati alla vicenda per far luce sulle cause del decesso e verificare eventuali responsabilità da parte del personale sanitario. Disposta l'autopsia sulla salma della giovane mamma trasferita nell'Istituto di Medicina Legale.